giornalisti comunicatori del nuovo Cagnan, all'interno del progetto Borghi d'Europa, sono arrivati in un posto che è il santuario del pesce di fiume, posso chiamarlo così, cioè in un certo senso. Dove siamo? L'azienda agricola? È la Trotticoltura Santa Cristina, Quinto di Treviso, Santa Cristina di Quinto di Treviso. Quindi siamo proprio nel cuore del Parco del Sile, certo. Qua c'è proprio, passa anche la Treviso Stiglia, quindi sì. Meglio di così. Un po' di storia dell'attività. Allora, l'azienda ha oltre... il nome, scusa. No, sì. Il tuo nome, scusa. Francesco, ok. L'azienda ha oltre 50 anni. Noi proveniamo dal Delta del Po, dove avevamo un'azienda di commercio ittico. Cercavamo di... Sinati Pesari, come si dice. Sì, esatto. Scusa la battuta. Certo. Figli d'arte, oltretutto certo, da 4 generazioni. Quindi con te la quinta quasi, insomma. Sì. Bene. Ecco, cercavamo un sito dove produrre delle trote. Non so se è stata lungimiranza o fortuna, abbiamo scelto un po' tutte e due, dai, o entrambi. La leggenda dei bresciani è questa, un po' tutte e due, dai. Tutte e due. Vai. Ci vuole anche un po' di fortuna, certo. No, nella vita. Ecco, abbiamo scelto questo sito qua e oggi a ragion veduta non poteva esserci una scelta migliore, perché siamo nell'area delle sorgenti del Sile. Addirittura nelle nostre vasche ci sono ancora delle sorgive. Quindi pensati, insomma, quindi acqua pulita, continua, certo. Ecco. E noi stiamo proseguendo un tipo di attività di acquacoltura rivolta verso la sostenibilità. Ok. Perché crediamo di lasciare al futuro questa risorsa, questo patrimonio del fiume che è un gioiello. Certo. Ecco. Questo lo facciamo siccome abbiamo a disposizione uno spazio molto grande, 20 ettari, dei quali 10 sono di specchio d'acqua, e allora otteniamo una densità dei nostri pesci di allevamento molto bassa, per cui c'è un molto basso impatto ambientale. Le vasche le lasciamo in parti in sequenza a riposo, quindi non è un allevamento intensivo. Un po' come i campi che una volta c'era il Magese, no? Davano il giro esatto. È la stessa certo. sapienza contadina che viene applicata in questo settore. Esatto. Vai, scusami, ma mi sono permesso, ma mi è venuto spontaneo. Certo. Ok. Lasciamo in sequenza, dicevo, le vasche a riposo in modo che si formi il plancton, per cui quello è la base alimentare per i nostri pesci, alla quale integriamo con gli alimenti migliori che si trovano in commercio. E poi avete anche un particolare, leggo nelle note che tu hai diligentemente preparato per noi, no? Che addirittura grazie a un'area posta a Canneto, sto concetto qua. Sì, noi vogliamo restituire l'acqua al fiume nelle stesse qualità o migliori ma è addirittura migliore quando esce da qua. Esatto. Come mai? Esatto, perché abbiamo dedicato una zona a fitodepurazione dove ci sono dei canneti e delle alghe apposite che fitodepurano l'acqua, per cui da controlli effettuati frequenti che facciamo addirittura migliore, esce addirittura in parte migliora. Bellissimo questo. Quali sono i pesci che proponete? Così io ho già qua la lista, però è bene. Certo, siamo partiti come trotticoltura, però come tutte le aziende ci si deve adeguare all'economia e all'andamento dei tempi che cambiano. E allora 20 anni fa ci siamo dedicati allo storione, abbiamo creduto nel inserire, nel produrre dei prodotti che erano tipici di questa zona. Ci sembrava anche più facile, abbiamo puntato a quello perché erano tipici e certo. Quindi pensavamo di averne a mano. Il primo è stato lo storione, quello un po' più pregiato e certo. Più importante ancora per noi. Che fa anche il caviale. Perché con un po' d'ambizione puntavamo a fare il caviale. A distinguervi anche un tantino. Insomma, sì. Giusto, cominciamo dal più alto, casomai il più certo. basso facciamo in tempo a prenderlo. Certo. Ecco, e così è stato, abbiamo fatto Sì. Un altro aspetto che noi vogliamo proseguire è quello della conservazione della biodiversità. Purtroppo negli ultimi anni molti pesci d'acqua dolce sono minacciati di estinzione. Prendiamo lo storione per esempio, noi abbiamo partecipato da qualche anno a un progetto Life Natura europeo certo. Per la conservazione e reintroduzione di una delle 3 specie autoctone degli storioni in Italia. Proprio erano endemiche di tutti i fiumi che sfociano nell'Alto Adriatico.
Malauguratamente due specie non si considerano estinte perché perché non si trova nessun esemplare in cattività per poter fare la riproduzione. Certo. La terza specie invece siamo riusciti che è quella che avete sviluppato voi, diciamo così, ecco. Sì. Ecco, quella abbiamo fatto per 5 anni, abbiamo fatto la riproduzione, li abbiamo uniti tutti i microchip e reintrodotti nei fiumi che vanno dal parco dal Po sostanzialmente fino al tagliamento. L'esperienza di origine familiare è stata molto importante, Molto, comunque, sì, anche appassionante. Anche molto. appassionante, certo. Sì. Oltre allo storione poi fate l'anguilla, no? Non lo chiedo perché è una tradizione della cucina, no? Così. È tipica, la incontra proprio il favore di questa gente, di queste popolazioni, di questo territorio, e tutti ormai la conoscono, no? E l'apprezzano. Poi fatta con l'acqua del Sile diventa proprio una cosa dolce, la particolarità dell'acqua del Sile che è pulita in questa zona. E poi a seguire il pesce gatto, che è un altro buonissimo, poco conosciuto e la poco valorizzato ancora. La carpa e la tinca, e poi gli ultimi pesci, diciamo, che sono il persico trota, che è un ibrido di 2 persici, di 2 spigole, proprio di acqua dolce specifico, molto buono, con una carne molto apprezzata perché è proprio molto gustosa, e il persico trota che tutti conoscono. Certo. Poi. E poi ci sarà in arrivo anche il salmerino. E il salmerino, Mi annunciava sì. Francesco prima, era per quello che... Il salmerino siamo favoriti nel periodo invernale perché lui appunto ama l'acqua fresca, quindi qui, e poi in estate ci dà un po' più difficoltà, dobbiamo curarlo un po' meglio. Vabbè. Comunque riusciamo anche... Voi non avete scelto un marketing aggressivo, no? Avete scelto di curare molto i clienti, di avere rapporto diretto con i clienti. Come mai questa scelta, Francesco? Allora, nella cultura gastronomica italiana, un po' per mancanza del prodotto, si è perso un po' quello che era la tradizione culinaria, soprattutto per lo storione, no? Perché è mancato nelle nostre cucine, si può dire, nell'immediato dopoguerra fino a qualche anno fa. E quindi noi vogliamo curare anche questo aspetto, in modo che la gente riconosca questa grande risorsa dei nostri fiumi. Sotto questo aspetto noi siamo la prima fattoria didattica della provincia di Treviso, proprio perché vogliamo inculcare questa nostra cultura, questo nostro patrimonio culturale ai nostri figli. Per avere i consumatori consapevoli e che apprezzano il prodotto bisogna cominciare fin dalle scuole. Infatti uno dei progetti che noi sviluppiamo si chiama Viaggio dentro la vita ed è proprio l'intervento. Ecco, noi abbiamo inserito la frutticoltura Santa Cristina, famiglia Bresciani, insomma, dai, lasciatemi dire, e dopo il discorso commerciale va bene, l'abbiamo già detto, così all'interno del progetto Aquositas, che è quel circuito europeo delle terre d'acqua che ci permetterà di parlare non solo al territorio trevigiano, veneto, eccetera, italiano, ma anche portare la testimonianza del Parco del Sile e dei prodotti e l'eccellenza dei pesci di fiume anche al di fuori. Secondo noi il pesce di fiume è ancora poco conosciuto, secondo noi, anche perché i signori ristoratori non sono, molti non ne sanno apprezzare ancora perché non lo conoscono, non perché non lo apprezzino, insomma. Quindi questa campagna di informazione che noi faremo, che sarà rivolta anche ai bambini, e su questo sfrutteremo anche, tra virgolette ovviamente, l'esperienza di fattoria didattica di Terroticoltura Santa Cristina, avremo 2 anni per raccontare queste esperienze. Speriamo, nel nostro piccolo, di poter dare una mano alla diffusione e alla divulgazione di una corretta e giusta informazione sui pesci di fiume. Grazie e al prossimo appuntamento. L'Italia del Gusto è la voce che merita il tuo ascolto. L'incontro con il ristorante Rocanda al Mulino Pizzon a Fratta Polesine è diventato uno dei nostri appuntamenti regolari ogni stagione, diciamo. Al cambio delle stagioni veniamo a rompere le scatole, è una battuta. A dicembre Maurizio aveva presentato il santuario di San Genesio all'incontro Borghi d'Europa che si era tenuto ad Urbana. La candidatura distinta era stata accettata e il santuario è stato inserito nei percorsi della fede internazionali. Lo celebreremo quando? L'8 giugno, giovedì 8 giugno, al Mulino Pizzon, con tutti quanti i delegati del circuito Aquositas, delle terre d'acqua, che arriveranno da 5 paesi europei e 5 regioni italiane. Quindi saremo qua
a celebrare, diciamo così, no, le storie di borghi d'acqua, degli ecomusei, va bene, con personaggi che arrivano appunto anche ci sarà San Marino, Malta, insomma, una cosa veramente simpatica. Tutto questo perché semplicemente qua alla locanda si mangia e si sta bene. Comincio allora da Maurizio prima di tutto. Maurizio, come va e cosa significa fare un ristorante non lungo una statale ma in un posto dove la gente ti deve scegliere tutte le volte? Deve essere obbligata Certo. a venire. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri clienti tornino. Non abbiamo mai fatto pubblicità in nessuna maniera, l'importante è che appunto l'unico modo di divulgare il nostro operato sia quello del riconoscimento della gente spontaneo. Quindi buona cucina, sì. Buona accoglienza. Soprattutto sì, bisogna fare soprattutto una buona cucina, perché quello è il motore principale di tutte le cose. Però anche che uno deve sentirsi a casa sua, questa è la mia teoria. Uno deve sentirsi sempre, qualsiasi posto che tu vai, anche quando vai fuori paese o fuori città così, devi avere un posto tuo che lo senti. Coccolo, insomma, no? Esatto. Coccolo dico io. Che lo senti, sì. Lo senti un po' Tu come però casa tua. hai una fortuna, diciamo, hai una fortuna anche a tua moglie, che è una donna straordinaria, noi l'abbiamo già imparata a conoscere con le interviste precedenti. Si è aperta la primavera, si è aperta la battaglia del lavoro, diciamo così, perché è chiaro che primavera, estate, autunno sono le stagioni, no? Sempre lavorate, però voglio dire, ecco, a maggio la cucina cosa propone? Allora, adesso lavoriamo praticamente molto con c'è l'apertura delle verdure, quindi abbiamo già introdotto le crespelle agli asparagi, i cappellacci ai carciofi, quindi c'è molto verde, ecco, nella cucina. La cucina efficace e buona. Sì, e quindi lavoriamo soprattutto anche con la frutta, perché mi piace insomma introdurre la frutta anche con i piatti di pesce, quindi ci saranno le fragole. È una ragazza però, Maurizio, molto creativa. Certo, le fragole. Le fragole soprattutto, che saranno proprio protagoniste sia col pesce che nei dolci, ecco. E la menta, che mi piace tanto, che faccio la bavarese alla menta, e quindi... Sì, perché un altro dei pezzi forti sono i dolci, me li ricordo benissimo, me li ricordo. Certo. Quindi frutta e verdura sarà insomma presente, ecco, per tutta l'estate, primavera e estate, abbinandola ai piatti, insomma, sia nel pesce che ai dolci. L'8 giugno facciamo un'altra innovazione grazie all'interessamento di Maurizio. La famiglia Bresciani, che è originaria di Taglio di Po, quindi proprio della zona del delta del Po, pescatori, hanno aperto un'azienda proprio nel parco del fiume Sile, fiume di risorgiva, quindi non è un allevamento da acque morte, no? E fanno lo storione. Allora ci siamo messi d'accordo con Maurizio prima, naturalmente sempre tramite il tuo sì, perché la cucina sei te, voglio dire. Faremo tenteremo di fare, c'è anche il caviale, tenteremo di fare pesce di fiume, per una volta questo scambio, visto che la famiglia originaria da qua, faremo una rimpatriata, diciamo così, no? E proporremo, oltre ai piatti vostri tradizionali, anche la cucina di pesce di fiume. Ci sta l'Adige un po' vicino, credo che può essere anche una diversificazione nelle proposte vostre. Io sono convinto che curato da voi, il storione è un pesce magnifico, si mangia, è straordinario, voglio dire, no? Vabbè, io devo dire che Occhio Bello mi hanno fatto anche fare la festa del siluro, anche il siluro ti fanno mangiare vabbè, insomma. Ma a tutto dire, cioè non posso dire che non è cattivo neanche il siluro. Questo è lo storione, fa parte del mio DNA, essendo rivierasco, purtroppo sono arrivato tardi però fa ancora parte della nostra tradizione, il nostro modo di dire, di parlare. Può essere anche una variante, nel tema della cucina. Quindi lo sopporti sempre bene, sì. Non ci sono problemi. Riesco ancora a domarlo. Sì, perché lui è un artista, non dobbiamo mai dimenticarci. Lui è anche ristoratore, però è un artista. Siamo tutti artisti. No, te sei anche artista, perché sappiamo bene che sei in legno, insomma, sappiamo bene che c'è anche una... È la mia valvola di sfogo. A settembre poi
questo signore qua fa l'incontro degli artisti matti qua Sì. al Sì, Pizzon. sì, interessantissimo anche questo, ci si raduna, una riunione spontanea, un raduno spontaneo, e devo dire che ogni anno ha un bel successo. Sì. No, sono, Ogni anno ha me un lo bel immagino, successo, perché ci sono Sì, belle molto figure di bello. artisti veramente e ci facciamo stiamo finta che non ci divertendo. sia. Cos'è che ti stimola in Maurizio? Beh, lui ha un carattere molto bello perché sorride Splendido, sempre, è sempre positivo e quindi quello sì mi Tu saresti carica. un po' più Io sono molto più introverso, un scostante, pochino, più. sì. Sono, Tu ti esprimi con la cucina e con i dolci. Sì, lì mi La sfogo. battuta, ovviamente. Però lui, ecco, la positività la prendo da lui, ecco, sì. Questo è bello però. Sì, non l'ho mai sentito. Mia moglie non parla così bene di me. Ovviamente. Allora, dall'8 giugno riparte questo percorso, valorizzeremo sia il territorio, quindi le aziende, le associazioni, eccetera, e naturalmente sarà uno dei 2 appuntamenti che faremo qua quest'anno, un altro lo faremo in autunno, va bene? Sempre con personaggi giornalisti a livello nazionale e internazionale, perché l'internazionalità della cucina non è data dai piatti, è data dalla cultura del cibo e dell'accoglienza che la locanda, il Pizzon di Fratta Polesi ne sa offrire. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie. A gentile richiesta dei telespettatori ovviamente, no? Ha incuriosito molto quella prima intervista che ti abbiamo fatto, Ok. caro Nicola, dell'antico Monchini, un po' oltre San Giuseppe, un po' oltre diciamo Un po' San oltre, Giuseppe, perché con Giuseppe Gasperi, alias Sparato Anarchico, uno dei blog fooder più importanti d'Italia, siamo venuti un giorno, ti abbiamo fatto un buona imboscata, insomma, no? Sì. Siamo venuti con mezzogiorno qualsiasi, di un menù qualsiasi, ed è rimasto entusiasta delle scelte del menù di mezzogiorno, quindi quello di lavoro che tu proponi per la qualità. Sì. Parliamo un secondo del menù di oggi, per esempio, Certo. così facciamo capire ai telespettatori che la bella meraviglia qualitativa di Giuseppe era motivata. Ho capito. Cosa Bene. fate oggi? Cosa proponi? Oggi facciamo un risotto con prosecco rosmarino. Noi qui tendenzialmente Carnaroli, sì, sempre Carnaroli. Ogni giorno mettiamo un risotto diverso, abbiamo molte proposte anche particolari. Si possono fare Sì, alcune, certo. può Sono qua essere apposta. un ananas e speck, può essere un melone e pepe rosa, può essere un moscato e cioccolato, C'è può sempre essere quel gusto un po' c'è della sempre un po' creatività, di sì, un po' di ricerca dei gusti, di abbinamento dei gusti, anche perché comunque per dare una scelta diversa Diversa. tutti i giorni ai nostri clienti. Poi abbiamo dei fusilli con zucchine e taleggio. Da recarsi i baffi, vai, Sì, poi abbiamo una tagliatella con ragù d'anatra, qua rientriamo più. rigorosamente tagliato a coltello. Sempre E questo tutti- ragazzi ricordo sempre, scusate Sì. se insisto, è il menù di mezzogiorno di lavoro. Sì, menù di mezzogiorno di lavoro. Questo va chiarito. E tutti i nostri ragù, a parte quello ragù alla bolognese per fare la pasta Certo. normale, ma normalmente tutti i ragù più elaborati sempre tagliati al Tagliati a coltello. punta di coltello. Sì. Secondo, Secondo qua. abbiamo uno spezzatino con patate perché oggi è una giornata un po' uggiosa, allora ci Ci stava sta, bene ci sta. una cosa un po' così. non è ancora primaverile proprio. Non è ancora primaverile. Poi abbiamo un petto di pollo ai Semplicissimo. ferri semplice per chi vuole stare leggero e deve tornare in ufficio, e una porchetta tiepida per chi ha voglia di qualcosa Non di ha un po' detto più- porcona, ha detto porchetta tiepida. Porchetta tiepida, Cerchiamo sì. di non fare, Sì, sì. di non, no, Sì, sì. così non andiamo oltre. No, Dai, ci era una fermiamo. battuta, Sì, dai, certo, dai. certo. Vai. Poi abbiamo una patate al forno, un'insalata mista e una melanzane al funghetto. Questi sono Converrai con me che questo non è il menù della solita pasta al pomodoro, la pasta al ragù. Non è il Non è menù il- classico da trattoria, diciamo. Cerco sempre di dare un po' di me sul menù del giorno, perché comunque Noi non siamo cannibali, non vogliamo mangiare un po' di sì, te, voglio no, dire. nel senso un Mangiamo po', di te, nel senso della cultura tua. un po' della come mia chef. cultura, un po' delle mie esperienze, di quel che porto. Quindi tutto sommato non ti sei discostato dall'esperienza di grande chef, perché voglio Diciamo dire, alla fine che- hai saputo tradurre. Ho saputo tradurle sul mezzogiorno perché comunque mi dà libero sfogo a tutte le ricette che ho imparato e che comunque ho provato, mi sono fatto mie, ho fatto delle prove. Quando
c'era la fortuna di poter avere anche qualche ristorante che ti dava la possibilità di lavorare bene. Io stavo dentro il pomeriggio per fare prove su prove, piuttosto che andare a casa stavo a provare, e adesso tutto quello che ho imparato Serve, lo do sul mio locale, insomma. Bene, adesso noi stiamo, ecco la sorpresa, no, della visita, Sì? è che stiamo preparando con Treviso Quinto lungo l'arco del Sile, stiamo preparando delle proposte sul pesce di fiume, valorizzare il pesce di fiume. Insieme ad un grandissimo produttore dello storione del Sile, Bresciani, la famiglia Bresciani, che hanno un posto bellissimo proprio sulle sorgenti, proprio sul Sile, abbiamo pensato, vogliamo andare non nei soliti ristoranti di pesce, che sono già, e vorremmo fare con te una giornata di incontro con i giornalisti, con lo storione e il pesce di fiume, perché abbiamo una grande fiducia, io ho parlato, loro ti conoscono già, vorremmo fare appunto con il tuo magico tocco, interpretare proprio il pesce di fiume, anche se non sei un ristorante di pesce tu curo, voglio dire. Sì, beh, qua no, qua ho solo... Posso contarci? Ben volentieri. Oltretutto è una famiglia storica, perché loro vengono dal Delta del Po. Guarda, io se sono loro li conosco perché ho lavorato sull'ambiente, adesso non sto Mi ha detto che li conoscete, mi ha detto. E ero chef su un ristorante e usavo molto spesso lo storione. E quindi sai che la qualità... Sì, beh, mi arrivavano di quegli storioni grandi così, ancora vivi, cioè ancora vivi, certo. Però sì. Allora posso dire che con Francesco e Marilena che possiamo contare sulla tua collaborazione. Certo. Grazie, al prossimo appuntamento.